Le ragazze del Verona stendono con una sonora cinquina il Riviera di Romagna e volano i vertici della classifica di Serie A. Al sesto Gabbiadini dalla destra mette in mezzo Velo di Daroccia per De Stefano che coglie la traversa. Verona in vantaggio al 10° minuto, fuga sulla destra di Gabbiadini, delizioso rasoterra in mezzo per Daroccia che piazza la sfera di giustezza. 2 minuti più tardi, sull'angolo battuto dalla Daroccia, Carissimi gira di prima intenzione chiamando Vicenzi all'intervento distinto. L'italo-brasiliana Daroccia appare la più pericolosa tra le scaligere e chiama ancora il difficile intervento Vicenzi su conclusione da fuori. Alla mezz'ora le veronesi pervengono al raddoppio. Melania Gabbiadini va via di forza sulla destra, potrebbe servire Daroccia, ma preferisce concludere direttamente in porta siglando il 2-0. Melania Gabbiadini è incontenibile per i difensori romagnoli ed il capitano gialloblu sigla il gol del 3-0 con una caparbia incursione centrale, rasoterra di piatto davanti all'incolpevole portiere romagnolo. Nel recupero della prima frazione arriva il poker scaligero, ennesima incursione dell'imprendibile Gabbiadini che a portiere battuto si fa respingere la conclusione dalla base del palo. Riprende Daroccia che ribadisce la sfera in rete. Con 4 reti in 45 minuti le veronesi vanno al riposo con i 3 punti in tasca. Diane Daroccia sugli scudi in avvio di ripresa. La numero 9 impegna per 3 volte l'estremo difensore ospite. Sull'altro fronte Mastro Vincenzo approfitta di un errore della difesa scaligera e si presenta davanti ad Oxstrom che per 3 volte con l'aiuto di Belfanti chiude lo specchio alla numero 11 romagnola. La quinta rete scaligera al 33esimo quando sul cross di Toselli De Stefano si fa respingere la conclusione dal portiere. Riprende Daroccia che mette dentro il pallone della tripletta personale. In attesa del big match tra Brescia e Torres, le veronesi a suon di gol balzano in vetta alla classifica.